Il Martedì Grasso, con le sue feste tra le vie e le piazze della città, con artisti di strada, trampolieri e musicisti, chiude questa speciale edizione con numeri record del Carnevale di Venezia 2025, intitolato Il tempo di Casanova e dedicato all'intramontabile figura del noto veneziano. Il bilancio dell'assessore Simone Venturini. È un grande successo, 19 giornate di eventi, 9 sfilati di carri in tutta la terraferma e nelle isole Lido, Pellestrina e Burano, grandi spettacoli decentrati per arrivare un po' dappertutto. L'idea è creare un carnevale per tutti, quindi oltre al grande carnevale di Piazza San Marco che strizza l'occhio a un pubblico evidentemente internazionale e fa parlare molto di sé, oltre alle feste che organizzano poi i privati nei grandi palazzi veneziani, che sono ovviamente motivo di molti arrivi e visite in città e di pernotti. A Venezia oltre 1 milione di presenze, così dai numeri ufficiosi, destinati a lievitare e dove la sicurezza è stata garantita con un forte spiegamento di forze dell'ordine, come deciso dalla prefettura d'intesa con il gruppo interforze del Veneziano. La sicurezza ormai negli eventi è fondamentale, noi siamo ormai abituati a organizzare grandi eventi, dalle visite dei capi di Stato, alla visita del Papa, al Redentore, alla storica, al Carnevale, tutto deve essere svolto nella massima sicurezza, nel rispetto della normativa che per fortuna è anche molto, molto rigida e quindi noi lavoriamo per garantire il massimo del divertimento nella massima sicurezza. A Venezia ovviamente per la sua complessità anche fisica è tutto molto più complicato e quindi anche lo sforzo è ancora maggiore, anche per preservare la fragilità di una città dal punto di vista anche monumentale e di edifici, quindi anche tutte le manifestazioni vengono pensate con tutti i permessi e i crismi del caso insieme alla sovrintendenza per evitare qualsiasi tipo di possibile stress anche alla parte monumentale. Dal Carnival Dinner Show allo spettacolo di luci sull'acqua dell'Arsenale, con le esibizioni diffuse di strada, le regate tra arte, cultura e tradizione, un palinsesto ricchissimo nei centri delle municipalità, nelle isole della Laguna, nel centro di Mestre e naturalmente nei campi di Venezia. Il Carnevale di Venezia saluta e dà appuntamento al prossimo anno. Deve essere un momento anche di leggerezza e per offrire alla nostra città spazi di divertimento a misura di bambino.